emozione. Io sono il figlio di un carabiniere nato nel 1899 e che ebbe la Croce di Ferro rincorrendo con alcuni problemi ai piedi gli allora nemici austriaci oltre il Piave. Quindi per me è stato anche un attimo di grande emozionalità, pensando che il pezzo della mia famiglia sarà andato anche di fronte ai nemici, magari armato fortemente, per difendere quello che è un territorio sacro, perché l'Italia è un territorio sacro, ma non solo per noi. L'Italia è sacra per il mondo, per quello che rappresenta sul piano della costruzione della cultura occidentale, poco pur conoscendola, per alcuni versi anche la cultura orientale. Pensate, io vengo da quella dannatissima terra umbra dove Francesco ha rilanciato la cultura occidentale, ma non si è negata sicuramente gli incontri con i musulmani, anzi parlando di pace, parlando d'amore, parlando di solidarietà forte, riuscì anche a convincere l'allora uomo potente a non fare la guerra. Noi abbiamo profondamente paura della guerra perché la pensiamo l'azione più idiota, più imbecille e più suicida che l'essere umano fa nei confronti dell'essere umano. Quindi per noi Francesco non rappresenta solo una parte dell'allora umanesimo, ma rappresenta anche un pezzo forte dell'umanesimo che vogliamo trasportare in avanti con questa grandissima figura che non rappresenta solo il contatto con l'universo, ma anche il contatto con l'estetica, con la poesia, con la cultura, con la musica, con la saggezza, con la solidarietà che abbiamo bisogno che venga espresso ogni giorno, e noi italiani la facciamo con una passione che non ha nessuno. Noi siamo coscienti che una mamma del centro dell'Africa, lo dicevo prima, con una signora bellissima che abbiamo in platea, una mamma dell'Africa ha le stesse emozionalità che hanno le nostre mamme nei confronti dei loro figli. E questo rappresenta la forza con cui noi ci avviciniamo dentro uno dei contesti più importanti, anche se cellulari, piccoli, che è la famiglia, dove si riconoscono tutti i drammi di questa società, tutti i sacrifici di questa società, e la donna ne è il cuore, quello che portiamo, che è il cuore che ci educa, che ci porta avanti, che ci fa l'educazione per essere migliori e ci dà l'educazione per essere più disponibili nei confronti del prossimo. Io sono un cattolico molto laico e fortemente riformista, come ha detto l'altra sera. Lo portavo per mano dove volevo io, sapevo quello che voleva, ma sapevo anche quello che volevo io, e lui non lo sapeva. Questo era il guaio, questo era il suo guaio. Vedete, noi siamo laici, è vero, la politica è laica perché deve determinare diritti e doveri alla pari nei confronti di tutti i cittadini al di là del fondo. Permettetemelo se io entro nella politica come cattolico, e non ho paura di dire che sono cattolico. Per molti anni abbiamo soffocato questa maniera di esserlo, ma perché abbiamo paura di dire che siamo cattolici con orgoglio? Ma battiamoci le mani. Ma siamo anche riformisti, perché noi non siamo rivoluzionari, siamo quello che io dico dei grandi paci fondai. E detto fra noi, nello stesso tempo anche i grandi rivoluzionari, perché la rivoluzione sta nel non farla
È semplice dire uccidiamo, sopprimiamo, scavalchiamo senza avere un obiettivo e una ragione. Quella è la rivoluzione. Noi siamo per l'intelletto, per lo studio, per la scienza, come dicevo in quel filmato, per la conoscenza e per la coscienza. Noi non uccideremo mai una persona, mai, non è nel nostro DNA. Noi siamo per la vita. Anzi, vi dico che il professor Montano, e lo chiamo così, professore, questa sera hanno bloccato tutti i suoi studi, anno al quale Montano ha fatto un grande applauso per lo studio che porta avanti il sistema della fertilità. Perché senza fertilità non abbiamo l'eternità, signori. Questa è la verità. Senza fertilità non esiste eternità. Non possiamo lasciare il nostro valore umano ai nostri figli. Forse è vero, qualcuno si è inventato che una tartaruga può anche sposarsi con un coccodrillo. Non so che cosa verrà fuori, non lo so che cosa verrà fuori, ma io penso che al di là di tutto, per fare la vita, e la vita è la parte essenziale dell'universo, è il nucleo centrale dell'universo, la vita si costruisce, che ne vogliano dire, senza nessun offendere e tutelando il mondo, si può fare solo fra un uomo e una donna. Non c'è altro. Posso andare avanti pensando a Dio fino all'eternità e speriamo che me lo consenta. Noi umbri avevamo un piccolo fraticello che venne mandato dal Papa verso l'Oriente per studiare come la cristianità penetrasse quei territori. Si chiamava Giovanni Pian del Carpine. Lui fece una grande mappatura dei territori che percorreva e depositò la sua cartografia ad un uomo di questa terra, si chiamava Marco Polo, e gli creò le premesse e le carte per arrivare fino alla casa del Gran Khan, dove, curando un suo familiare, convinse della bontà cristiana in qualche modo il Khan, curando il figlio, e la moglie del Khan diventò una cristiana. Quindi inquinammo in maniera positiva, noi che siamo di fatto, io ce l'ho con i miei figli, ho inquinato mia moglie in qualche maniera, molto benevolmente e con tutto l'amore del mondo. Inquinammo quella società, inquinammo benevolmente, portando il contributo della nostra grande esperienza culturale. E qui dobbiamo spezzare una piccola lancia per l'educazione che abbiamo ricevuto, con la grande cultura del Medio Oriente che in qualche maniera ci ha contaminato. Christos, il grande degli unti, non era occidentale, signore, era un medio orientale. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché questa scelta del Padre Eterno dice che noi siamo solo di razza umana, non abbiamo altre razze, non abbiamo. Io non so se la politica, quando acquisirà principi morali, saprà discutere meglio l'Europa. Io definisco il passaggio dell'Europa con la sua moneta in questo modo quando parlo: l'intelligente non entra nella buca dove lo stupido non sa uscire, e noi purtroppo siamo andati a finire dentro la buca. Ora diventa difficile uscirne perché non abbiamo le condizioni internazionali favorevoli, anzi abbiamo il mondo contro, ma abbiamo una grande coscienza, perché noi sappiamo che il mondo è parte di noi, fortemente, gli altri non lo sanno. Noi lo sappiamo che siamo questo pulviscolo che sta in un mare tempestoso e pensiamo che sia invece immenso. La terra è poco più di un pulviscolo
di Cipria nell'universo. Eppure la prepotenza, la guerra, la cattiveria, la mancanza di valore umano, la mancanza ci porta a guerreggiare, a pretendere, a non permettere, a superare con prepotenza spesso diritti di altri. Questa è la maniera con cui noi dovremo combattere, più che con, diciamo, le potenza, più che con la potenza dell'economia, con la potenza dell'amore che sta dietro il valore umano, che è pieno d'amore. Io penso che la grande finanza sia proprio l'amore che sa guidare la finanza nella giusta direzione in favore dell'uomo, a differenza di quella che noi stiamo subendo, che non si sa dove guadagna, perché guadagna, se guadagna e chi guadagna. Questa è la verità, senza avere nessun rapporto con tutti gli uomini, le donne, i nipoti e i figli delle persone che mi sono di fronte, con le quali sto dialogando, pensando di dargli almeno un pizzico del mio amore, sperando che li raggiunga, per essere ancora più completi, se ci riesco, per essere ancora più forti, se ci riesco, per essere ancora più ricchi, ma non la ricchezza del denaro, la ricchezza della morale, non del moralismo, della grande morale che ci rende tutti uguali, come diceva qualcuno che è sceso e ci ha toccato qui nella Tempia dicendo: signori, venite tutti a me, soprattutto i bambini, che erano coloro che erano puri di coscienza, e ci disse: questo è il mio mondo, sono tutti uguali. Questo è il nostro messaggio che bisogna lanciare. Noi siamo uguali nella normalità, non siamo geni ma siamo persone per bene, non siamo geni ma siamo disponibili ad educare con tutto quello che sappiamo, non siamo geni ma siamo pronti a sopperire alle lacune e alle mancanze degli altri, non siamo geni ma studiamo profondamente quelle tre parole che dicevo prima: scienza, che ci permette di accostarci qualche volta a colui che ci ha creato, perché sappiamo scoprire il senso e le cose che abbiamo di fronte nell'universo. Poi abbiamo la conoscenza, lo strumento con cui sappiamo gestire il mondo che ci circonda, e poi abbiamo una coscienza che rientra in quel manifesto valore umano, perché dentro la coscienza ogni volta sappiamo qual è la verità vera che noi ogni giorno dovremmo mettere in discussione per essere più forti, più ricchi, più leali, più colti e più solidari. Questa è la società che